Tempo oggi come va, Barbara? Freddo. Che altro un po' nuvoloso, se fosse freddo, ma col tè sereno, no? Guarda che mi metto il giubbettino. Sì. Cosa, Barbara? Scusa de miarde. Vabbè. Le facce. L'abbiamo qua sotto. Manda viva. Bello qua però, come piace. Mi piace il posto. Tutto. Che esagerata però. Contro vento addirittura. All'Alas. Dove? Ah sì, è vero. Montagna di Miarde. Vabbè. Normalità, Barbara. Fa bene. Esatto. Sai che è naturale, odore naturale, non vuole mica gli odori chimici. Eccoci. Questa qua è la strada. Bello. Un bel posto, ben curato, no? La vite. Le vite è questa, no? No, guarda, sono frutti di bosco. Ma dai. Guarda. L'asinello, guarda. Dove lo vedi? Non ci va. Ah. Non lo vedi? Vedi? Là. Un asinello. Certo. Ah, adesso vedo le orecchie. Sta salutando. Ce n'è uno. Ah, due, tre. Belli. Ti Che vuole quella? Non ti cagano, Barbara. No, no. Ti lo sorriva. No, no. E puoi sapere che lì stiamo a quella sbarra di legno lì, o no? Anche perché c'è scritto proprietà privata, non so io. Brava, Babi. Scusa, è troppo facile così però a chiedere e poi dare la colpa a me. O sbaglio? È troppo facile dare la colpa a me. Ma è mortivo amico. Esatto. Ho trovato il sentiero. L'ho trovato io. Sì. Guarda. Proprio un labirinto, sì, su di questo. Andiamo. Aspetta che metto via il giubbino. E comunque guardate, non si caccia più di nessuna parte, Vabbè, qua è un po' duro, ma dopo finisce subito la parte dura, dai. Vai tranquilla. Infatti qua lì c'è a gradoni, vedi che è giusto. Adesso è giusto. Se non chiedevo io, te. Non è vero. Cosa? L'ho trovato io. Sì. Spiego, Barbara, non farti venire l'infarto. Dovresti andare veloce come quella ragazza lì. Certo, sì. Scusa. A me piace la calma. Sì, sì. Dicono tutti così. Vai, Babi. Cosa vuoi fare, Barbara? Secondo me ti vedo in difficoltà. Di giù ci rimettiamo in forma, Barbara. O no? Perché sicuramente è così. Ma dico, pensa a loro che non fanno fatica. Non dovresti farla neanche te. Quello è vero. Pensa al ragazzo, quello del ragazzoni che lo fa in posa pranzo sta salita. Quali soldi? Non lo fa
Vabbè. Guarda che bello. No, Cosa pranzo? Di solito si pranza. Più bella, no? Calma, malvagia, mica vieni qua però. Vieni qua a morderti. No. Mia Baia dice, guarda che questa è casa mia, sai? Fa bene. Te sei ospite qua. Bello questo posto, veramente. Complimenti. Proprio bello. Si vede che probabilmente la gente del posto ci tiene. Perché anche qua, guarda come è tenuto bene. Può darsi che sia il terreno loro e tengono tutto tagliato. Sì, esatto. Proprio bello. Tipo lì c'è un'altra casa. Sì, è vero. Ah, forse è quello di quella casa lì. E ormai manca poco anche alla vetta. Avrà 20 minuti, siamo arrivati. Contenta? No, forse un po' di più di 20 minuti, mezz'ora. Anzi, vedrai, alla nostra velocità anche 5 ore arriviamo su, avrà. Sì, certo. Va bene. Basta arrivare. Basta arrivare? Sì. No, poi dico che il pomeriggio inizia a piovere, quindi forse è meglio... Se faremo l'adesione, bevo un graffino. Ah, quello sono d'accordo. Che bello sto posto. È un piccolo angolo di paradiso questo. Ma che si vede la croce. Sei pronta, lì? Qualcosa. Gli arriva fino in cima. Sì, sì. Su. Non era mica fare il sole adesso, no? No. Si sta bene, un po' di sole fa bene. Scoppiati, Barbara. No. Siamo degli scoppiati. Che così? C'è da dire che comunque è una gran bella salita questa. Giusto, Barbara? Ce la farà arrivare fino in cima? Forza, non mollare. È una scalata di una montagna. Può richiamare più tardi. Non è così? Ma che sia anche il sole, Barbara? Cosa vuoi più dalla vita? Una macca. Esagera. Un drink. Dopo? Ho capito, ma tu hai un livello di allenamento un po' diverso dagli esperti, no? Loro fanno in pausa pranzo, per loro è uno scherzo andare su di qua. Vabbè. Siamo noi che siamo scarsi. Solo per te. Per me, io parlo, cioè, lo dico chiaramente. Su. È una collinetta alla fine, Su, su. Gallo, gallina. Gallo. Gallo, giocato? Sai che se fai salita, se vai a scalare una montagna, un po' di salita la trovi, Sì, questa è bella, è vera, veramente impegnativa. Complimenti a quello che la fa in pausa pranzo. No. Non aveva neanche in pausa giornaliera non la fa. Esatto.
Probabilmente che per chi la fa sempre è facile, Grazie tante. ma per noi che siamo già siamo scarsi di nostro, quindi non siamo neanche, cioè non siamo anche della zona. È una bella salita questa veramente, però almeno dà soddisfazione, no? Su che quelle rocce non ti fermeranno, Barbara. Esagera. Vai Babi! È bella ripida, no? Arrivare anche noi a quei livelli lì, Barbara. No, grazie. Scusa, perché? Scusa? Dopo sì che non avresti da lamentare e dire che devi dimagrire. Io devo dimagrire sicuro. Ma ormai siamo quasi arrivati. E devo darti motivazione, Barbara. Sono morta. No, niente paura, Barbara. Niente paura. Bello. In cima al cucuzzolo. Adesso dritto di lì dovremmo arrivare alla croce. Questo è l'anticima, Barbara. Adesso scendiamo giù di lì. Arriviamo alla cima, alla croce. Anche se... vedi qua? Elicottero? Sì. Siamo l'elicottero. Vieni a prendermi. Sì, paghi 500 euro e passa. Mi porta sul tetto di casa. Ma qua secondo me è più alto di lì dove c'è la croce. Sì. Probabilmente l'ha messa lì perché è più panoramica. Bello però. Anche faticosa, ma veramente bella. Ma come ripidezza secondo me siamo lì perché... Brava Barbara! Nonostante la nostra fiacca, nonostante la gente che ci abbia sorpassato e doppiato anche, siamo comunque riusciti ad arrivare in cima, visto? Perché come si dice sempre... Più piano sale lontano. Esatto. Bella, c'è anche la Madonnina. Bella croce. Vai, vai. Sì. Brava. Adesso croce. Croce di vetta. Oh, che soddisfazione raggiungere questa croce. Brava, brava. Ce l'abbiamo fatta infine, nonostante la fatica. Nonostante l'incredibile fatica, anche noi siamo riusciti ad arrivare qua. Bello, piace. Bello anche selvaggio come ambiente. No? Ah, quello là è il Poieto, la Cornagera. Oh. La croce qua è stata messa nel
4 aprile del 1921 da Giuseppe Nanni, è da Fermo Rotta. Poi nel maggio del 77 è stata battuta da un fulmine, Dai. l'8 maggio, e il 29 maggio è stata rimessa su in cima. Ah, bella, hai fatto bene a rimetterla, mi piace. E signorina, cosa ne pensi di questa salita invece? Questa salita qua è ingannevole perché cosa sono 900 metri? 950. 950 metri, sì, ma l'ultimo pezzo è da Everest, è da morte. Esagera. Cos'è, una bestia? Cos'è? Ma niente, ma farà. Ma sì, guarda che bestia! Proprio brutta, aspetta, una roba arancione e nera. E quindi cosa che diceva? È da Everest, è da morte assoluta perché è faticosissimo, è così. È veramente un more. Solo un pezzo, vabbè, Un pezzetto, sì, un pezzo, però ecco, quando invece la parte sotto lì, dove ci sono tutte quelle casette col prato, il relax, è bellissimo. È veramente bella come salita. Complimenti. E complimenti soprattutto a quelli che l'hanno fatta in mezz'ora, 40 minuti e ti hanno doppiato vieni su. Giusto, Barbara? Sì, giusto. Ma sì. Quella è Nembro. Praticamente appena è stata battuta dal fulmine l'hanno tirata su subito dopo.